Ti ho detto sta in America. Eh? Sta in America, ho fatto un stage in America. Eh? Ho fatto un stage in America. Te sei fatto mai? Ho fatto un seminario sul Formentown. Cioè lei è tutto un altro sistema a lavorare. Lei lavora mia come qua, vero? Lei è tutto un altro sistema. Lei in mezzo al campo in a Torretta. Torretta. Alta. Piccola. Solo Torretta che sei un computer e un laser. Un laser. Te schicci il bottone e il laser ara. Te schicci un altro bottone e il laser semina. Te schicci un altro bottone e il laser irriga. Te schicci un altro bottone. Sento che su hai dei là in America, signora Benedetta. Sì, ma è tutta un'altra tecnologia, altro che... Ma io sento che qua in Italia siamo in trio, siamo in trio. Ma io sento che gente che non sei neanche in grado di distinguere un pito da un'arna. Dai, non posso credere sta roba. Ti tagli che l'altro giorno ti ho detto per piacere mammi a prendere un tacchino te me che porta a casa un'anitra. Scusa, sono da Inocca, puoi capitare. Capita. Altro sistema qua, un altro sistema. Invece la verità è che no altri contadini veri e propri. Una volta ieri mi abituai a lavorare tutto quanto a mano. Caimo di chicca e niente, pareva montagne ruine, faceva Parigi da Carso e me manca. E tiraimo su i frutti dalla terra a mano, tiraimo su i frutti dagli alberi a mano e dopo i portaimo al fruttaroio a mano, con l'ape qua a mano. Dove arrivava qui del centro con la bocca curigaina e mi domandava: scusi, mi dà un chilo di peri? I peri moderni adesso, i peri Zoma. Un chilo di peri, adesso non che sei più un chilo di peri, adesso che sei un pero solo da un chilo. Basta 4 kg di patate, una patata solo da 4 kg. Ti sbucci come una banana e dentro la risata a fette. E in più sa anche da pesce. Da pesce? Perché? Perché avevamo in stacco una foca, no? Patata e foca che abbiamo fatto a patoca. E se uno non che piace il pesce? Bravo. Che andiamo in un'altra con una vacca, patata e vacca che abbiamo fatto a pataca. Ma Dio sento che in America... Ti ho detto sta in America? Ti vedo, sì. Ma sento che in America che ha perfino scoperto il terzo sesso delle verdure. Che sei i pomodori maschi, no? E pomodori femmine e i pomidori trans. Che sei i fenoci maschi e fenoci femmine e i fenoci trans. Che sei gli unici normali. Ma non è che no altri ti Moretto, non occorre che te mi insegni niente a me, perché me modestamente sono un ranchero. Te sei un ranchero? Anche massa. Dai, te sei un ranchero? Sì, cioè col mio rancio. Te che è rancio? Insomma, sono uno che si rancia. Ecco. E mi con un orto. Te che è l'orto? D'amici nella valle dell'orto. Para amico un rapporto con le mie verdure, che è un rapporto umano. Non sai che amico le verdure preferite? E te che? No, Moretta, le mie verdure preferite sono le sucche. Sì, e non occorre, ma mica parlo, non occorre neanche andare al lettore che dico a lei e vado su in congelatore. E sate? Sì, ma sai che verdura è orto e fa risuscitare un morto, sai? E poco ho messo a posto di quelle tecniche. Te che è tanica, no? Tenica, ti. Ho messo a posto di quelle tecniche perché adesso dopo è a vacca matta e la gente ha riscoperto il sapore e il gusto della verdura. Ma Dio, sai che le verdure fanno anche massa bene? Ma so, che massa aspettiamo ti. Aspettiamo io sapere che le verdure fa bene, no? E sa tutti che per la carota fa bene per la vista, no? Ti aspettiamo ti. La carota fa bene per la vista, no? Una volta. Ultimamente ho scoperto che la carota fa bene per la vista, vedi, starmi distante. Fa bene anche per il sesso. Sì, cioè, è difficile ligarla bene. Ma una volta che te impara come funziona, dura più della dura c'è il signore Benedetta.
sempre pronto, altro Ma che che... tecniche usi? Guarda, e dopo che ho messo a punto un'altra tecnica, guarda, una roba grande. Sono riuscito a convincere mia moglie a spogliarsi nuda davanti ai pomodori. Sai, caro? Nuda davanti ai pomodori? Massa? Per cosa? Per farli diventare rossi. Se che no altri siti conta, cittadini, contadini, non avevamo bisogno di imparare niente da nessuno, cari Dica qua, sono state frasi che io dico. Siamo gli unici che non ha problemi con le tecnologie moderne. Tanto non siamo gli unici che non ha problemi con i cellulari qua. Perché? Qua che c'è sempre campo. E dopo che avevamo messo a punto... Cosa dire? Cosa fare? Che avevo messo a punto dei che macchine, scommetto che voi altri ne ancora in giro con i mieti trebi, qui trattori, con i motofalciatrici, qui spandilone, tutta ferramenta che in piena garaia serve a niente. Buttare via, altro che ferro vecchio. No, altri che abbiamo messo a punto un'unica macchina in grado di fare tutto. Unica, pratica, comoda, ma soprattutto tascabile. Anzi, vi facciamo vedere. Dai, fattorla. Vattore a macchinetta, facciamo vedere. Adesso vattore, aspetta che adesso arriva vattore. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi per la prima volta in Europa. Abbiamo scelto qua Sagnargli delle Pertiche, più famoso centro del nord-est. Mi ha detto così, quindi a chiedere così. Una macchinetta veramente eccezionale. Ed ecco a voi, signori, il Zavaio Micro Multiservice. Porta il Zavaio, i tosati qua che facciamo vedere. Dai che il sole magna è ore. Vantico che manine. Porta sto Zavaio. Per fortuna che deve essere pratico, comodo, ma soprattutto tascabile. E il Zavaio, scusami una roba. Oh yeah. Un po' di olio abbiamo che te dare. Le ruso una lei. Attento, ma sto qua, se ho il Zavaio. Se è roba di marca o se ho il Zavaio che ho tarocca. No, so che Zavaio. Ditto anche Argagno, o come che dicevano altri in America, Sacramento. Altro che mio nonno, poveretto. Mi ricordo che mio nonno, io diceva sempre, mio nonno era un coltivatore diretto, cioè nel senso che lavorava e suava io direttamente. Noi altri invece siamo i coltivatori indiretti, specializzati a lavorare qui che lavora che suava. Mio nonno diceva sempre arare umanum est. Si è fatto 2 anni il chirichetto, parlava solo che latino. E una volta tutti gli agricoltori non avevano tanto tempo a perdere, vero? In giro per i teatri, sapevo. Perché lavorava da mattina a sera sui campi. E l'unico diversivo che aveva, vero? Era che l'oretta chi passava a sera in osteria. Un giro di carte, era un giro di ciacque, un giro abbondante di ombre. E prima di andare a casa, gli si fermava sempre sulla porta dell'osteria e gli pronunciava la famosissima frase: Magnago magna, beugo beu, vai a casa, batto i tosi, armo a femmina e buonanotte a seggio. Mi piace mi sono al piede. No. Ma perché te bevi così tanto? Bevo, mi? Ma bevi tu pa a negare i tuoi dispiaceri in tel vino? No, caro, mi non bevo per negare i dispiaceri, mi bevo per irrigarli. Ma siete obbligato? Cosa? No, caro, non che c'è nessuno al mondo che mi costringe a bermi. Sono volontario. Fai vedere il Zavaietto, Sati, qua che non sa niente. Sì. Allora, noi questa sera volevamo dimostrarvi la perfezione di questa macchina e tutto quanto quello che si è in grado di fare grazie a questa macchina eccezionale. E per la modica cifra di... È voluto che mi vada fin là a camminare. È il Zavaietto, accessorio del Zavaio. Nino! Ti che faccia la contadina.
Gatto il punaro da rinnovare, dici la verità. Digli che è il punaro da rinnovare, butta via che i 4 toe Marse con l'internet sora, sì, che fa mai, butta via tutto quanto e rinnova il punaro grazie al nostro Savaio. Ma Dio, sai che sta per fin i piti che si andava qua a Banca Rurale Artigiana del Risparmio de Padova, Rovigo, Venezia, Napoli, Roma. Ha fatto una fusione? Sì, si andava a domandare che è il mutuo prima casa per ristrutturare il punaro. So. Ma togli, ma io butta via che i 4 toe Marse si sono fuori veramente un vero passo. Un passo? Sì, passo, pitti. Sì, bello, guarda. E che aveva tutto quanto il graffiato sui muri e sattine e gaina. Sì. E aveva spatolato, schitolato, smerdolato. E che aveva cotto per terra. Crudo sui pareti, do 3 specche. Una roba bella, e dopo gli ha fatto sto grande passo, sono andati tutti quanti dentro. Sì, gainè, piti, conegli, albanesi, sì, rumeno. ma se vuoi ben sai, dice come essere tutti quanti sotto un'unica casa, un unico tetto, una grande famiglia. Ma io sai che se per fin i gai e gaine che fa e fotografie e ai pulcini le mette in telalbum di famiglia, sai? Sì, caro. Adesso te la capita giusta, i gai poretti, chi pochi che se sta, vero? Perché da quando chi ha introdotto l'ora alle gai, vero? I gai che parla via tutti quanti, vero? Perché? Dice sta buono di tirare l'indrio di un'ora, no? Sa che sia per quello che mi resta un pochettino. Toffio, caro mio, Toffio, qua in campagna rinasse, qua hai un sacco di opportunità in più, altro che in città, qua Toffio, lei a posto, caro mio. Perché effettivamente non avete i genitori, pretendemo, cosa non puoi mica pretendere di avere che venga fuori tutti quanti Eugeni? No, caro, viene fuori anche i Nini, viene fuori anche i Paoli, i Sacramenti, i Nanni, altro che Nini e Nanni. Se che sia Nanna, Nini, Nani, Nanna. Altro che bisogna accontentarsi di quello che si può avere. Oh, Signore benedetto. Sai che, il toso il mese fuori così, io sai perché? È a colpa di chi? Che mi fuori. Chissà, che dico del somare. È a colpa del toso di disegno fuori così, solo esclusivamente del somare. Che parli paquete che è a mucca de mare. Mi vanno a conoscere, l'ho vista una volta in gita, mi non lo so, per me mi pare una buona femmina. A buona femmina, buona femmina. Sempre sotto, sta femmina qua. Sempre sotto, mai una volta, sempre sotto. Buona femmina, parla. Cai invece ad una peandrona prima categoria, altro che noi altri agricoltori lavoreremo tutto il giorno in dei campi. E a mezzogiorno arriviamo a casa, saremo anche paroni di sentarsi in toia e cattare sopra la toia un piatto con sopra quello che si chiama cibo. E ora? Senti cosa hai il coraggio per ecciarmi in toia? Non ne maneggerai, Io dico mica e mi mette in toia un surgelato. Un surgelato. Surgelato, una roba pratica, svelta, vero? Ti ciappi il surgelato, ti lo metti su a pedofila, vero? Via. Dentro il forno a microbombe, 3 minuti si cucinano. Cucinà? Magari mio cuginato mi lo fa giudiare come se fosse un ghiacciolo, mi lo fa giudiare. Peandrona, che poi che sarà anche di che persone per esempio a Nino che fa già Capitan Findus per esempio che anche se le persone che piacciono anche i surgelati ma mi dispiace ma mi fa schifo veramente e poi hanno una forma proprio brutti te parli paquete a bocca cosa c'entra? È l'uovo ora? È l'uovo? L'uovo che ha una forma perfetta eppure si è fatto col culo. Cosa c'entra? No, non te mi convinci, sei una peandrona prima categoria che i femmine una volta e era ore che lavorava dalla mattina alla sera se qua dice peandrone ti ricordi Paola? I femmine una volta e si svegliava a che ora? E dopo perché ti buttava tutto a letto che altro? E dice corri avanti via femmina vai a cattare l'acqua e le femmine alle 2 della mattina così si andava a tirare sull'acqua dal pozzo e faceva chilometri per tirare sull'acqua pibona distante che sei pibona andava avanti e stava via da mattina a sera e infatti che gli era cari moriva di sé e quando che tornava a casa invece le femmine adesso oggigiorno fetente marse caie buelle
Acqua fresca, buona, E ciao. si è abituato a avere tutte le comodità a portata di mano. I rubinetti. Non so se avevi notato, da quando ha messo i rubinetti, i tubi che porta l'acqua potabile direttamente in le case, è gente che attacca a bere acqua minerale, signore, vedete? Perché mangiare? Ah, che non mangia niente nessuno. Sì, Tutte quante magre, anoressiche. sì. A me una donna magra mi fa venire in mente un paro di braghe senza scarsè. Perché? Non sai dove mettere le mani. Piatte, isse, senza tette, che avranno una prima. Qua una prima, se qua mette direttamente la retromarcia, ti guardo che... E gli uomini compagni Compagni anche a ori. dieta che Sì, quei. altro che... Ho fatto anche una statistica, vero? Anche per gli uomini? Salta fuori, no? Che gli uomini Singer, no? Chi? I Singer scapoi. I Singer, Scapoi. i scapoli. Gli uomini Singer scapoi, di solito, i magri. Magri. Mentre gli uomini sposà, di solito, i grassi. I Singer sono magri e i sposai sono grassi. Perché questa roba qua, scusa? Perché è vero, quando che il Singer scapo torna a casa, vero? Dopo una giornata di lavoro, e versa il frigo, e guarda quello che c'è dentro, e poi va in letto. Mentre l'uomo sposato, quando che torna a casa dopo una giornata di lavoro, vero? E guarda quello che c'è dentro il letto, e versa il frigo. Tacca a mangiare, capisci? Tacca a mangiare, magna. Che poi, ste femmine, Cosa vorrai, ste femmine? Di cosa pretende? cosa pretende? vuoi? E sei contenta di un salado in frigo e potrai avere un porcello intero in letto. Che l'uomo è ora il depresso, il che bisogna tirarsi su. È ora il magna ste robe idrocarburi, ste robe dolci. E tira fuori i quintali di Nutella. Magna. E via spalma sta Sluamarà di Nutella. sta fetta di Nutella. Sboassata. Avevo visto Giovanni prima, adesso no, non voglio dirlo a nessuno, però lo dico a tutti, ma dice la verità. E ho visto qua fuori il bar, perché no, bisogna tirare su, e gli era con una terrina di frago, ma una terrina grande di frago, con sopra una montagna di panna. Cosa? Sì! E a panna sui fragoli? Sicuro! E a panna sui fragoli? Una volta lo anti sui fragoli che mettemmo lo ame, se no ne cresceva mio sedo. Era un altro che... E ti ricordo che i buoni, il gusto di che i buoni, i sapori di una volta. Sì, che hai ragione. Che buono, guarda, soltanto il pensiero mi fa venire l'acquolina, mi mette in modo le pupille gustative. Aspetta che guarda, che sia Paola, guarda, signora, che attacca a avere i bave a bocca, deve staccarsi dentiera, e deve preoccuparsi. No, chi è che non si ricorda? Che bei buone sleppe di poesia. Sti caglierotti grandi sempre sul fuoco, con l'acqua che boiva. E col sacco di farina sempre là pronto, no? Pronto per... Perfetto, betonata, signore. Pianetto per piacere. Bisogna buttare dentro pianetto. E dopo ramena parole, ramena. In America dice ramenettor. Ramena parole, ore, perché non facessi i gnocchi? Buoni anche i gnocchi, Sì, puenta i gnocchi. E quando che gli era di consistenza giusta, che gli era pronta, la sul tagliere, ma che dai. E ti sparpanavi sta buona poentina, sparpanata, avanti, mai che mognimo. E dopo si tagliava col fio, ti ricordo? Col fio? Col fio, sì. Io tagliavo con una corda da 8. Perché? Mi piace le fette taglia grosse. Poenta e renga. Puenta e scopeton. Poenta e fighi. Puenta e latte. Poenta e tocio. Puenta la mengoca. Puenta. No, poenta, bisogna noi altri dobbiamo mai essere grati alla poenta, perché c'è una generazione che viene su a forza di poenta. Anche a te ti segno su a forza di poenta. Segno fuori mai, però... Però una volta la poenta gli era più buona, perché? Perché gli era fatta di farina di poenta.
Altro che adesso, che tiene le farine straigieniche. Ma cosa dire? Sì. A te parli ma che te che a bocca ora? Ara che roba trasgenica fa ben, sento? Sì. È stata fatta apposta per risolvere il problema della fame nel mondo. Sì. Cos'è? Copando più gente possibile in tel mondo. No, cara, non te Sì. sa proprio niente, vero? Perché sei proprio grassi a ste robe sporche marse qua come i cibi trasgenici. Sì. Come E vacche matte. come i puestri qua di I ossina. pesci col mercurio. Sei proprio grassi a ste robe unte marse qua, che adesso sono altri che avevamo finalmente riscoperto le vece e buone tradizioni della volta. E adesso, sempre, prima di mangiare, se facemo il segno di acrose. Ve sali, ve impeveri, ve oli. Svegliarsi alla mattina con il canto della gallina e lavarsi mai con l'acqua fresca del canale. De corsa dentro staia, a monsere a cavaia, si arregua del boaro, torsi gli ovi nel punaro. Sul trattore so montà e fin a sera goarà, e se basta miscea, aro anche tossorea. Paramona, che bravo che somi, sopra i campi a lavorare tutto il dì. Non va più in città, stago bene qua, c'è carta e porta a casa. E verdure del mio orto e fare suscitare un morto. Non corre andarle a tore, vada so in congelatore. El vindia me cantina, el sada naftaina, se che sotto il bisulfitro femmo 20 con un litro. E me va che me vedei, svola in aria come osei. Se a fortuna del boaro e caga soio nelle amaro. Paramona, che furbo che somi, sopra i campi a fare un cazzo tutto il dì. Restati in città, magliate il figaccia, pen carta e porta a casa. Pianto sparasi e carote che cresce so de notte, su coi e tegoine lunghi come littorine. Non fasso più formento, ne Spagna e Formentò, ma campi de pasioi che te sbregan ca inisioi. Non mi serve previsione, basta il caico i sudori, ma il tempo e due siori fa quello che vuoi ori. Paramona, che figo che somi, poi donne dei suoi letti tutto il dì, tu che faccia latte, me per peccaccia, per carta e porta a casa.